549 classi in quarantena, 6.000 positivi, 16 bambini attualmente ricoverati in pediatria con età tra 1 mese e 12 anni e previsioni che a fine gennaio si raggiungerà una quota mai toccata di 50 piccoli pazienti in 30 giorni. Preoccupano i dati di casi Covid tra i più piccoli, quelli che fino a un anno fa sembravano essere protetti dalla malattia e invece probabilmente sono stati protetti dal lockdown e dall'isolamento che ha interessato soprattutto loro. Se i casi sono raddoppiati in tutta la regione in una settimana, dall'osservatorio privilegiato dell'azienda ospedaliera di Padova, Liviana Dadalt fa un appello. Stiamo vedendo che i bambini che non sono vaccinati diventano la fascia di età più fragile, quella ad oggi maggiormente soggetta ad infezione. Qui stiamo parlando di una vaccinazione che è efficace nel bambino, che è dimostrato avere pochissimi effetti collaterali, quindi è a bassissimo rischio. Il vero rischio per i bambini invece è di contrarre la malattia. Tornano le porte aperte in pediatria per le vaccinazioni nel fine settimana. Nel frattempo sul territorio presi d'assalto i pediatri di famiglia che si sono trasformati in call center. I principali problemi concreti anche per le famiglie è di sapere quali siano le regole e quindi dobbiamo supportare l'attività che fa d'altra parte la parte pubblica con il SISP a indicare ai genitori e bambini quali sono le regole che devono rispettare nel momento in cui un bambino diventa positivo in famiglia, quali sono le conseguenze per gli altri componenti della famiglia, che tipo di quarantena, se devono essere fatte o non devono essere fatte, che sono obiettivamente molto complicate perché sono diverse se è stato fatto un ciclo vaccinale, se sono passati 120 giorni dalla prima fase del vaccino, se è stato fatto il booster, non è stato fatto. Se spesso il Covid passa in fretta, quello che preoccupa di più i medici è la sindrome da long Covid, la cosiddetta MISC. Certamente ha un'incidenza bassa, si calcola per i dati che abbiamo che colpisca un bambino ogni 1000 rispetto a quelli che contraggono l'infezione, bambini che sono precedentemente sani, cioè non c'è una predisposizione a questa malattia, quindi colpisce bambini sani, non bambini fragili, ed è una malattia sempre grave, è una malattia che interessa molti organi e prima di tutto il cuore, nel 70% dei casi. Il cuore è un organo vitale ovviamente, proprio per l'interessamento cardiaco un 30% di questi bambini richiede terapia intensiva e un altro 30% esce dall'ospedale con degli esiti a livello del cuore che richiedono un follow-up a distanza. A Padova attualmente sono seguiti 4 pazienti, ma sono relativi ai casi di novembre, un numero destinato ad aumentare.